salutare Cristi? Ciao Cristi. Ciao Cristi. Serena, io saluto. Saluto a lei con la camera, ciao Serena. Ma ieri dove siamo? Guarda che secondo me stai prendendo il sole. Cielo, Giovanni. Dove siamo? Dove siamo? Siamo a Susirboni. Io chiudo! Non posso fare a mai di farti vedere sta bellezza. Lo riserviamo un'altra volta perché ho intenzione di farmi un bel giro da queste parti. Però per adesso ti dico che comunque è super figo. No, ti lascio con queste immagini. Dai che bello. Come faccio a non farti vedere queste cose? È bellissimo, guarda, col fiumiciattolo siamo nel deserto di Susirboni, con tanta flora di ogni genere e questa meraviglia di colori, bellissima, e poi la spiaggia, e di nuovo la spiaggia, i colori. Io che chiudo! Allora, Serena Sì? e Siriana, che ne dite di questa spiaggetta? Bellissima. Bellissima, tra le mie preferite. Anche tra le mie. E tu che dici sta spiaggia? La Sardegna è stupenda. Comunque, detto questo, una spiaggia bellissima, una lecca cama a 360 gradi che farà vedere questo gioiellino. E poi vi voglio far vedere anche un'altra cosa, che è questa. Questo è il famoso giunco che in Capilano usavano praticamente verso maggio veniva lavorato, tutto in un determinato modo, e poi praticamente lo utilizzavano per fare i cestini, il famoso strege venu campidanese. Puoi dire altro? Posso dire altro? Non devo dire altro? Chiudo solamente su questa immagine. E continuiamo ad andare avanti verso un nuovo obiettivo, una nuova missione da compiere, e proseguiremo verso questa strada in mezzo alla boscaglia più rigogliosa dell'Ogliastra, a pochi metri da Susirboni, e andremo a vedere le Domus de Janas. Stiamo proseguendo verso le Domus de Janas e siamo ai piedi del Monte Arista. Adesso parto dal Lecacamma a 360 gradi con Sua Maestà Monte Arista. E Serena che arriva e io che chiudo. Il percorso è misticissimo, è bellissimo, in mezzo alle rocce e alla vegetazione, e si continua verso le Domus de Janas. Sono arrivato e ho visto due turiste che stanno praticamente leggendosi tutte le spiegazioni di questa che è la prima Domus de Janas. Siamo nel Domus de Janas sul Monte Arista. Bellissimo. Questa è una, la chiamo il gruppo C, perché c'è un'altra che è un po' crollata. Adesso cerchiamo di arrivarci, seguiamo il percorso e lo seguiremo dopo. Ecco Cristina, siamo arrivati praticamente a vedere un altro gruppo di Domus. Spettacolare, mistico direi.
Bellissimo. Questa ha vari ingressi. È spettacolare.